La sensazione, come diceva prima Pierluca, insomma quello di cui abbiamo parlato in questi giorni qui, è che voi rinunciate a far pesare la vostra forza invece, come dire, parlamentare, che è significativa, nel senso che poi è vero che l'avranno pure scelto sul blog imposimato, ma fino a qualche giorno fa è stato detto che se ci fosse stata una indicazione per Prodi, che peraltro è arrivato secondo, quindi comunque ai vostri elettori piace, questo avrebbe potuto scompaginare completamente i giochi, perché se poi da 10 giorni fa il Movimento 5 Stelle avesse detto il nostro candidato è Prodi, il PD avrebbe dovuto fare i conti con quella posizione. Oggi non avete sostenuto Mattarella, però dite una persona molto rispettabile, ci aspettiamo, come dire, che sia poi un buon arbitro del gioco. Questo però non vi sarebbe convenuto invece poi appunto dire confluiamo su Mattarella perché lo apprezziamo come persona, oppure incidere politicamente in un altro modo, magari decidendo 10 giorni fa di scegliere un candidato come Romano Prodi, cioè che poteva far parte davvero della competizione, non esserne completamente fuori? A me sembra un po' assurdo però che il nome di Prodi debba essere fatto dal Movimento 5 Stelle e non dalla minoranza PD, e mi riferisco a Bersani, a Cooperlo, a Civati. Non c'è stata mai fatta nessuna proposta ufficiale e formale come il rispetto delle forze di opposizione o il rispetto dei lavori istituzionali richiede, perché se Civati, Cooperlo, Bersani avessero sottoscritto una proposta formale al Movimento 5 Stelle, noi l'avremmo messa in votazione anche sul blog e avrebbe magari avuto una forza diversa. Però io anche se l'avesse proposto a Bersani, che non è il segretario del partito. È la minoranza del Partito Democratico, coloro che dicono di lottare anche contro il patto del Nazareno. Fatelo finire. Forse Bersani è ancora un po' scottato dal famoso streaming. No, ma non è un problema di streaming. In questo caso ci stiamo avventurando in discussioni un po' troppo complicate da un punto di vista procedurale, che è un pantano nel quale noi non ci andiamo mai ad infilare, perché noi vogliamo rimanere coerenti con quello che siamo, onesti fino in fondo con quello che noi siamo e che rappresentiamo. Noi non potevamo mai entrare su richiesta di Renzi al largo del Nazareno, dove c'è quel patto di acciaio che tuttora vive tra Berlusconi e Renzi e dove si poggia questo pezzo di Repubblica. È chiaro che noi chiediamo di lavorare anche insieme, ma in una forma trasparente. Ma siccome la cultura politica, perché è così, di tutte queste persone avviene sempre sotto banco e mai in forma chiara e trasparente, messaggi, messaggini, telefonate, incontri veloci, segreti, Grazioli, Largo del Nazareno, Quirinale, in una modalità non chiara, noi siamo venuti qui in Parlamento per fare chiarezza e anche per far rendere visibile questi giochi a tutti i cittadini. Però anche per partecipare per cambiare la situazione, perché se uno sta in Parlamento e non incide, a quel punto è inutile stare in Parlamento. Anche sentire è vostro streaming della loro interesse, discussione, no? Cercare poi, come dire, di condizionare le decisioni, perché sennò che ci state a fare in Parlamento? Chiunque va in Parlamento è per cambiare e condizionare decisioni prese. Il solo essere in Parlamento, il solo nostro essere in Parlamento fa cambiare molte cose. Immediatamente il fatto di essere qui, magari lei dice Mattarella, ma poteva essere un Amato, una Finocchiaro, per noi nomi molto peggiori, il fatto di aver eletto persone di qualità superiore con i giudici della Corte Costituzionale, al CSM, il fatto di aver approvato più di 100 emendamenti del Movimento 5 Stelle che in questo momento operano in forma giusta e sana anche verso le piccole e medie imprese, sono lavori che un'opposizione sta facendo. Noi vogliamo anche da tutti voi il rispetto che l'opposizione deve avere. Mi perdoni, delle obiezioni come facciamo agli altri. Mi perdoni, Fico. Chiara nelle commissioni, nel Parlamento e con i cittadini. Tutte le proposte le vorrei fare una domanda. Costruire all'interno delle commissioni maggioranze per farle approvare. Allora, io le faccio un esempio su tutti. La legge sul conflitto di interessi, che è stata depositata in commissione, non è stata ancora alla fine discussa, la legge sull'abolizione di Equitalia che il Partito Democratico ha voluto abolire con un emendamento all'articolato e ha fatto saltare la legge.
Allora l'opposizione deve avere il modo di poter lavorare e questo governo e questa maggioranza non rende possibile questo lavoro perché non dialoga e perché il governo fa esclusivamente decreti che sono stiamo per chiudere, permette che le faccia una domanda a studio. Le posso fare una domanda? Guardi, le faccio come ho fatto con gli altri, le faccio la premessa. Io rispetto profondamente quello che lei dice. Non faccio retroscena, dietrologie o cose. Io penso che lei abbia ragione a dire che solo la vostra presenza in Parlamento ha cambiato molte cose. Quindi lo penso, lo dico qui. Però le voglio dire che non la faccio neppure il rimprovero moralista di non partecipare ai giochi. Quei giochi vi fanno schifo, io posso capirlo. Però allora vorrei sentire da voi o una proposta alternativa chiara, tipo non vogliamo partecipare a questi giochi, vorremmo l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, non l'ho sentita bene, però se lei mi dice. Oppure vorrei che poi però a giochi fatti non ci fosse questa tempestività dei 25 secondi per conoscere l'opinione sul blog che Mattarella è una persona rispettabile, perché che Mattarella è una persona rispettabile si sa da giovedì che è il candidato, potevate metterlo in votazione giovedì e venerdì e dire voteremo questa persona rispettabile, se no diventa un discorso senza fine. Allora sentiamo Fico rapidamente perché poi voglio andare da Mariella che è davanti alla consulta dove adesso arriverà la Presidente della Camera per comunicare, sapete che Mattarella abita lì, in una foresteria della consulta, per comunicargli che è stato eletto ufficialmente, che è stato eletto Presidente della Repubblica. Pierluca, sentiamo Fico. No, io le dico che in cantiere non c'è assolutamente il fatto dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, anche perché significherebbe cambiare totalmente l'assetto e l'architettura istituzionale. C'è invece la voglia di dare vita a questo Parlamento in una forma normale, dove ci siano rapporti normali tra maggioranza e opposizione e soprattutto chiari e che tutti i discorsi avvengono alla luce del sole e non istanze ai danni dei cittadini, perché in tutta questa questione del Presidente della Repubblica chi è rimasto fuori sono come al solito i cittadini. Ora, su Mattarella, al di là del giudizio di Giannulli pubblicato sul blog di Grillo, io le dico che lo aspetteremo al varco e io personalmente insieme a tutto il mio gruppo parlamentare è normale che facciamo gli auguri al nuovo Presidente della Repubblica e ci tengo a farglieli e spero che nel proprio procedimento legislativo ci sia aria nuova, ma lo aspetteremo al varco perché se firmerà come ha fatto Napolitano, e questo è sotto gli occhi di tutti, una quantità di decreti infinita che non è il senso stesso della Costituzione, se si continuerà a firmare leggi stile legittimo impedimento, lodo Alfano e poi sono dichiarati incostituzionali dalla Corte Costituzionale, è chiaro che ci opporremo anche a questo Era lui alla Corte Costituzionale, ma se ci sarà un percorso lui. diverso io non vedo il motivo per cui dovremmo opporci a una persona che tutela Costituzione, opposizione e maggioranza e tutti i cittadini italiani, ma lo dovremo ancora scoprire. Grazie.